stessa ballerina t'ho seguita stamattina lungo un fiume dominato dal via vai. Ho fatto briciole di pane per tornare dalle rane dello stagno dove affogano i miei guai. Ho preso in mano la chitarra, t'ho fermata sulla porta, t'ho pescata con la lenza del mio blues. Ti prego lasciati portare dove il sole mai non muore dei tuoi baci, non mi stancherò mai più. E su questo Piave che per noi è come il mare, ci navighiamo, ci lasciamo trasportare. Sul mormorio dell'onda si può anche amare, ma soprattutto a noi ci piace fantasticare. Signorina ballerina t'ho rapito stamattina dentro il fiume dominato dal via vai. Ora siamo sopra Piave dove posso dirti amore ti amo e viva non ci lasceremo mai. Allora, come vedete abbiamo trovato questi amici, poi insomma potremmo dire che abbiamo pezzi di storia, proprio, non solo delle terre che ci ospitano. Allora Daniele, intanto ringraziamo Daniele che ci ha coinvolti nella sua terra, perché qui tu sei cresciuto e hai conosciuto. Sì, io sono di Feltre, qui ci troviamo a Celarda, che è una frazione del comune di Feltre. Siamo in riva a questo bellissimo corso d'acqua, come vedete, che è una sorgente che sorge a poca distanza, e in compagnia degli amici del Casel di Celarda. E quello alla mia sinistra è Remigio Arnoffi, il suo presidente. Remigio, dove siamo? Allora siamo a Celarda, un piccolo paese del comune di Feltre, che dista circa 6 chilometri da Feltre, e qui siamo prossimi a quella che è la ex latteria turnaria del paese. Questo è un affluente del Piave, circa 1 chilometro a valle. Il livello e la portata grosso modo è costante in tutto l'arco dell'anno, anche in momenti di siccità. Questo forniva appunto energia, la forza motrice alla ruota per dei movimenti interni, come diceva Remigio prima, che venivano azionati tramite cinghie, pulegge e moltiplicatori. Qui a Celarda c'è il Vinchetto di Celarda è una zona umida di interesse internazionale, vincolata anche dalla Convenzione di Ramsar, è gestita dal Corpo Forestale dello Stato, è un'area di circa 100.000 metri quadrati, arriva fino al paese di Nemeggio. È una lunga storia che sarebbe anche interessante raccontare magari in un'altra occasione. Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no, non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, ma ehi mambo, no, non è tarantella, ehi mambo, non voglio mozzarella, no, mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, triglie e baccalà. Ehi compà, gridava il giorno a tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo, lei continua sempre imperterrita a cantare soltanto ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano. Presidente, in mezzo alla natura, a 2 passi dal Casel, risorgive, bosco, fauna, flora, si sta bene qua? Sì, si sta bene, specialmente d'estate. Ecco qua, a circa 100 metri dal Casel, siamo dentro al bosco, alle pendici del Miesna. Il monte Miesna, sì. Ed in quest'area qui si possono appunto vedere queste un risorgive naturali che dopo pochi metri vanno alimentano il torrente che alimenta il Casel. Dentro, sì, che vanno. Siamo al Bicigrill di Busche, è una struttura di servizio. L'auspicio è che la via Claudia Augusta Altinate, che è una strada che parte lontano in Germania, di
antica memoria romana e arriva ad Altino, venga percorsa da tanti turisti, soprattutto tedeschi. Già adesso la via Claudia classica, quella che parte da Monaco e arriva ad Ostiglia in provincia di Mantova, è percorsa da circa 40.000 ciclisti. Il formaggio Piave ha ottenuto la denominazione di origine protetta, il massimo riconoscimento europeo per un prodotto agroalimentare. È importante per questa zona perché è un formaggio che ha in sé la tradizione, la cultura e diciamo il contenuto etnico di queste vallate, di queste zone. Allora ragazzi, buon viaggio e Per di Piave. ciao ciao! Con Aldo e Iles in questo posto fantastico che si chiama l'Antico Splendore, in località Cesio Maggiore. Allora, sono scalzo perché mi hanno rubato gli scarponi oggi pomeriggio e come insomma ogni buon pellegrino che si rispetti vado come un viandante scalzo e arriverò sul Peralba scalzo. Ora, detto questo, i nostri gentili amici ci diranno delle cose carinissime su questo posto. Io cedo la parola, non so, Aldo, inizi tu. Dove siamo? Che fate? Ci troviamo a Cesio Maggiore, in località Fianema, e il nostro è un agriturismo, il quale ha la funzione di ospitare i turisti nei periodi specifici e ospitare le persone che vanno al lavoro durante la settimana. Mi sono innamorato del posto, questo è il succo del discorso. L'abbiamo acquistata e dopo un anno, nel 2003, abbiamo deciso di trasformare questo edificio in un agriturismo. Quattro splendori che si abbracciano, però attenzione, abbracciamoci proprio così, proprio così tutti quanti come abbiamo sempre fatto. Allora, adesso la nostra meta di questa mattina sono i Brent dell'Art, che poi è uno, poi c'è il Brent del Ritz. Allora, sono sostanzialmente delle pozze d'acqua all'interno di un canyon scavato dal torrente Ardo. Esatto, che va sul Piave. Esatto, creano queste formazioni, queste cascate, quindi un gioco tra roccia, acqua, dicono, non l'abbiamo mai visto, strepitoso. Brent deriva proprio dal il lavoro della Brentana, quindi sì, la forra che ha scavato, insomma, ha creato un anfratto con l'acqua e quasi come fosse l'anfratto post Brentana dell'Ardo, ecco. del torrente Ardo che va è emissario del Piave, ecco. Siamo molto curiosi perché ce ne hanno parlato, ma cinema mai abbiamo visto questa cosa. Speriamo bene. Yes, I can you remember me? I'm the one that picked the apple tree. Yes, I can you remember me? I'm the one that picked the apple tree. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree. Yes, I can you remember me? Have a look inside the family tree. Come dice Giuliano Vantaggi, questo è cinema. Cinema. Yes, I can you remember me? I see the forest for the tree.
che non fanno chiacchiere, fanno fatti. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around. I'm getting bugged driving up and down the same old strip. I gotta find a new place where the kids are hip. My buddies and me, you're getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. I get around, round, 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 I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, get around, round, round, I get around, I get around, get around, round, we always take my car 'cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. Potremmo essere più che soddisfatti di questa mattinata. Adesso sono le prime ore del pomeriggio, abbiamo mangiato un toast da Gianni qua a Trichiana e adesso Francesco Valmorel. Sì, infatti noi non ci accontentiamo e adesso siamo pronti per salire sui sentieri di Valmorel. Là dove gli opposti declivi si congiungevano, a pochi metri dal letto di un precipitoso ruscello, ora secco, sorgeva uno di quei rozzi tabernacoli. Allora, siamo del 1938 e a casa Buzzati viene ritrovato un curioso quadernetto. È una serie di, come dire, di storie quasi leggendarie, con una scrittura un po' sgrammaticata e anche un po' ingenua, creato dalla mano di questo Antonio della Santa, che è un valligiano di Valmorelle, insomma. Buzzati decide di compiere quindi un viaggio, come dire, a ritroso in questa valle, Valmorelle appunto, per cercare come dire, un antico santuario che è descritto da Antonio della Santa, su questi ex voto, questi miracoli attribuiti appunto alla Santa Rita da Cascia. Successivamente alla morte di Dino Buzzati viene eretto questo tabernacolo a memoria appunto della Santa e degli ex voto. Verità o finzione? Per me è verità, è talmente vero da essere finto. Rimane il fatto che questo libro è l'ultimo libro, l'epilogo della vita narrativa di Buzzati, e lo conclude proprio in realtà dipingendo. Quindi la sua scrittura cessa di essere forma e diventa puro sogno attraverso questa pittura metafisica. Hai masticato muto un benvenuto e t'ho incontrato strana. Non cerco più la festa del tuo sguardo, né tanto meno il volto che mi è amico. Ti guardo, ti saluto e mi ridico che fatica averti. I capelli neri e unti come il corvo, le labbra strette al nodo dell'orgoglio. Odiami per non cadere pronto nell'amore che non voglio. Così mi incontro solo e perduto,
come quando gli uccelli se ne migrano lasciando il loro nido, come quando gli uccelli se ne migrano lasciando il loro nido. Però resto contento per quello che è passato. Ci troviamo in via Altaia, uno dei 4 rifugi antiaerei di Belluno. Questo ospitava 1000 persone circa, come poi vedrete sono proprio spartani al massimo dentro, perché c'erano delle tavole, i servizi, il bagno a muro, tipo Vespasiani per intenderci, e una piccola infermeria per chi era ferito oppure per chi aveva attacchi di panico, perché ricordiamoci che qua serviva quando i bombardieri americani alla fine del 1945 hanno iniziato a prendere di mira il capoluogo cittadino e in primis la stazione ferroviaria, perché qui c'era il comando delle truppe tedesche qua a Belluno. Sono solamente un po' intimorito da questa cosa che non avevo mai visto prima. Fa un po' paura, eh? Sì. Fa paura. No, se ci immaginiamo, cioè, bombardamenti alleati del 45, le bombe che cadono a grappolo, 1000 persone qua dentro in silenzio, urlando, in panico, l'attacco, non so, i bambini che piangono, le donne che tentano di ricomporsi, le persone anziane, cioè è una cosa, cioè, francamente da brividi. È un pezzo di storia che non conoscevamo e penso che la cosa più bella di questo percorso nostro del Piave sia anche che riusciamo a far vedere, la mostriamo a chi non può capirla, insomma noi siamo molto emozionati di questa cosa qua, devo dire la verità. Deine Schritte kennt sie, deine... Siamo a Belluno? Sì. La strada è quella che delle antiche mura che porta in via Sottocastello, è praticamente la strada che si chiama degli Zattieri. E adesso andiamo verso la chiesa di San Nicolò, no? Che è il santo protettore dei Zattieri del Piave. Mit dir, Lili Marlin, mit dir, Lili Marlin. Siamo in una tappa di questa nona giornata del nostro viaggio, percorso alla scoperta di un sacco di cose. Alla mia sinistra c'è Oscar De Bona, alla mia destra c'è Marco Crepaz. Sì. E ci hanno accolto in questo luogo che un po' vive la memoria storica non solo dei bellunesi ma credo di tutti i veneti, no? Perché qui viviamo e respiriamo quella che è stata l'immigrazione veneta. Allora, Oscar è il presidente dell'Associazione Bellunesi del Mondo e Marco è il direttore di questo museo. Io lascerei un po' a voi la parola per dare in breve una descrizione di dove ci troviamo e il valore che ha questo luogo. Intanto Belluno oggi ha 215.000 abitanti più o meno, ne abbiamo quasi 500.000 di origini in giro per il mondo. Il Veneto 5 milioni e mezzo di abitanti, oltre 5 milioni di persone di origini venete in giro per il mondo. E noi siamo riusciti a fare questo piccolo capolavoro, l'abbiamo inaugurato un paio di mesi fa e gli avevamo messo il nome di MIM, Museo Multimediale Interattivo. Penso sia l'unico in Italia con queste caratteristiche. Il grande merito l'ho avuto il nostro giovane direttore, lo abbiamo messo nelle condizioni di poter lavorare bene, senza limitazioni. Abbiamo usufruito in tempi molto difficili di un contributo del Ministero per le immigrazioni. Infatti il museo è il museo delle migrazioni, perché parla della nostra immigrazione ma anche dell'immigrazione. Nella sala inferiore invece diciamo è il cuore dell'immigrazione storica, quindi abbiamo fatto anche lì una serie di interviste ai nostri emigranti, ci sono una serie di fotografie e di documentari in cui vengono spiegate le diverse tipologie di immigrazione che abbiamo avuto in questa provincia di Belluno. Si parlava appunto del mondo del gelato, del mondo della miniera, degli scalpellini, dei Caregheta, che è un'altra realtà nella zona della Gordino in cui si erano specializzati nella realizzazione delle sedie e molto altro ancora. Io direi che proprio nel nome della migrazione, dell'immigrazione, è giusto che
Oscar, ci abbracciamo. Specialmente tu che sei di origine cadorina. Pozzali, i miei zii immigrati in Germania a far gelato. Gelatieri. You would know I can't be found, and I sit on the corner alone. You may come around, and the police may still have a phone, and it don't make good, but it's true. I don't know what to love of it, baby, he just knew what to do. Let's walk up to the preacher, and then I say I do. Come on and keep and nobody might have you, and don't be cruel, that is true. Oh, you feel fine, really love you, baby, cross my heart. Don't be cruel, that is true. Don't be cruel, that is true. Don't know what it all is, baby. Baby, wanna be